Strano amore siciliano. 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 Ti vede, è difficile strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore iocca. Allora ascolta, facciamo una cosa. Iocca. Ascolta, lo devi dire piano piano. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Allora, dice così, strano. Strano. Oh, così ci riesci. Amore Strano. siciliano. Allora, strano. Strano. Amori. Strano. 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 Amore siciliano. siciliano. Allora, strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore Strano siciliano. amore siciliano. Strano. 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 Amore siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Facciamo una cosa. Ripetiamo. Strano. Strano. Amore siciliano. Siciliano. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Tutto unito. Strano amore siciliano. Vai. Strano amore siciliano. Aspetta, lo voglio sentire, vai. Strano amore.
sa, sempre più in alto si va, è una canzone che cresce piano piano, stringi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Facciamo sentire il piccolo che cosa ha da dire. L'amore siciliano. Ciao, ti chiami tu? Come va? Come ti senti? Come ti senti? Come si chiama tuo papà? Strano Amuri Siciliano. Sì. Strano amore Siciliano. siciliano. Allora, lo dica là. Strano Amuri Siciliano. Strano amore siciliano. Strano Amuri Siciliano. Strano amore. Strano amore. Strano Amuri. Strano amore. Strano Amuri. Strano amore Siciliano. siciliano. Tutti insieme, tutti insieme. Strano Amuri siciliano! Strano Viva Amuri il Strano Siciliano. Amuri siciliano! Strano Amuri Siciliano. Strano amore Siciliano. siciliano. Strano Amuri Siciliano. Strano amore siciliano. Strano Amuri Siciliano. Strano amore siciliano. Tu quando ti dico di guardare, tu ai telespettatori sono quelli là. Sì. Va bene? Quella piccolina di là. Eccoci qua amici telespettatori, ci troviamo naturalmente nella rubrica dei personaggi e naturalmente per non mancare Campobello di Mazara. Vi voglio presentare un ragazzo praticamente che è diventato un personaggio. Ciao, ti chiami tu? Peppe. Peppe, tu sei di Campobello di Mazara. Sì, sì. E quanto tempo è che tu hai la passione, insomma, per i personaggi praticamente? Vabbè, così abitudine che cos'è la passione. Quando mi capita lo faccio. Quanti anni c'hai Peppe? 31 anni e 6 mesi. 31 anni e 6 mesi. 7 mesi E quasi. 7 mesi. Mhm. 32 quando li fai? A marzo, 12 marzo. Fra 5 mesi vuol dire. Fa 5 mesi. Perché 7 e 5 sono 12. Esatto. Va bene Giuseppe, cosa ci presenterai questa sera? Che esibizione ci farai? Anzi, possiamo finire a posto siamo. Che barzelletta posso andare? Qualche barzelletta bella praticamente. Il microfono te lo tengo io così tu sei più ispirato. Facciamo quella pietatina, un pochettino si può. Vabbè, e tu magari quando c'è la parte magari di dire qualche parolina, tu eventualmente... A breve la faccio abbreviata un po'. la bevi. Allora, va bene. Te lo tengo io il microfono. Sei pronto? Appena te lo dico io tu guardi i telespettatori e parli, va bene? Vai Peppe. Allora, questo qua ci sono tre ragazzi, 3 amici. E c'è un amico che ogni mattina vede sua sorella che si veste troppo intima da Dio. E ci dice cosa si mette di sotto. E poi sopra esce una minigonna corta, una bella borsetta. E fa avanti e indietro a marciapiede. E gli amici suoi dicono, ma perché fa la marcia indietro? Fa la muta. No, fa la sostituta. La sostituta. E fa sempre avanti e indietro, fa la sostituta, no, la sostituta, ma ci facciamo prendere per fondello, no, non ne faccio, così non devo fare. E fa sempre avanti e indietro, fa la sostituta, non l'accetto, ma così, no, fa la sostituta a mia mamma, come mia mamma è malata, non può fare quello che fa lei, fa la sostituta a mia papà, Certo. mamma, sì, a posto siamo. Questa è la sostituta che poi fa il cambio a tua mamma, come lei fa la Ana, non lo fa più tua mamma, e l'ha fatto sorella, sì. Certo. Ammazza, e che mangia spinaci? No, fritte poco, perché se non ci piacciono. Poi c'è che devo fare? C'è un altro, ci sono due amici. Aspetta, è finita la prima? Sì, abbiamo finito. Ora ci dobbiamo ascoltare la seconda. Esatto. Perfetto. C'erano 2 fratelli, due amici di vecchia data, anziani, e ogni mattina si partivano sulla stessa strada, vicino di casa, andavano a bere un bicchiere di vino alla taverna. Passando, camminando, vedo una persona che sta con un compressore scava aperto nell'asfalto. Sì. Ci faccio già, ma vediamo cosa, ma chi cerca che sta scavando? Cioè che buono, più cercare, più scavare che cosa cercare là. Oggi c'è domani, ma immaginavo che c'è per dire, perché quando vuoi sapere una cosa vuoi sempre tutte cose. Ci fa scusi, signor lei, io siccome facevo troppo macialo con le cuffie, non sentiva, ci parte da bene. Ci fa scusi, sì, va la cuffia, desidera, ma chi cerca dopo lei? Che c'è qui su Ciurico, non ci fa andando, la poi c'è la mia.
la fissa tesoro, gira poco a sinistra, sempre dritta, a Torino. Oh, mazza, ma va a fanculo. Ci sta che... No, ci fa che ti dice? Mi sta cercando la fissa tesoro. Ah, sai, ci sta poco a sinistra, sempre dritta, a Torino. Mi dice, ma va a fanculo. Ora ci va a fanculo, ma tu ti fai sempre, fino all'occhio, a levare sempre. E invece, ma non mi dico cosa, unica ma va da verne, e finito. Perfetto. È finita anche questa. Questa qua. Anche bella pure. Vabbè, ho visto insomma che tu sei bravo anche a recitare, perché hai recitato praticamente alcune scenette insieme a Francesco, il nostro Francesco già conosciuto perché i telespettatori lo conoscono. E insieme a un altro personaggio che si chiama Antonino, mi sembra, che è pure di Campobello di Mazara, che fra poco ve lo faremo conoscere. Va bene, Giuseppe, per quanto riguarda, non lo so, io poco fa mi è capitato di sentire che tu sei bravo anche a fare le imitazioni. Ma poco. No, imitazione no. Imitazione no. Che tipo di... Non sai imitare, non so, qualche personaggio televisivo, qualche attore particolare? No. Posso fare un montaggio di Bombolo, con un film, un spezzone di Nino D'Angelo con Bombolo. Il film che fa... O non so, magari sei bravo a imitare qualche animale. No, tipo come ha fatto Francesco, perché Francesco è bravo. No, di queste cose non mi ci do. No. Allora vuoi imitare qualche personaggio? Bombolo, quello che fa il film. Va bene. Allora guarda sempre la telecamera e comincia con l'imitazione. Finisce, c'è Nino D'Angelo, un spezzone, che fa? Che va a cercare Nino D'Angelo Sofia, la madre del suo figlio, che è figliasso. Camminando va nella paramete dove ci sono tutte le pulle, e lui va là, le galline proprio. Ritornando vede alla sua ragazza che la lascia lì a Napoli, che loro sono nella provincia di Napoli, e vede il profilo a questa ragazza qua, la prende per la sua ragazza e ci va davanti, ci fa Tina, e tu di me non ti facevi mettere un dito addosso e ti metti a fare le marchette qua. Io non sono Gina, io sono Antonella, e non finisce qua, risponde a lui, sì, e non so quando fisco a me questi sberloni in faccia a me, e piange come un bambino a 6 mesi, e gli dico che fu fattivo, questo spezzone dopo, così fu. È finita pure questa. Perfetto, anche bella pure. Sì. Io non è che l'ho capita tanta bene, però sicuramente i telespettatori l'avranno capito. Eccolo qui, prego, ciao. Ciao. Ti chiami tu? Antonino.
Antonino, di dove sei? Di Campobello di Mazzara. Sei anche tu di Campobello di Mazzara. Quanti anni c'hai? 39. 39 anni, tu sei più grande di Giuseppe. Sì. Sei sposato, hai figli naturalmente. Sì, sposato. Adesso i tuoi figli ti Figli. stanno vedendo in TV, Sì. giusto? Cosa ci vuoi praticamente onorare questa sera tu? Vorrei fare una dedica in particolare a mia madre. Perfetto. Vorrei salutarla, è da 3 anni e mezzo che non la vedo. Addirittura. Vabbè, e dopo la dedica? Se Ti vuoi riesco, esibire, sì. so che sai raccontare le barzellette in una maniera... Barzellette, qualche imitazione di animali, qualche cosa così. Perfetto, allora ci accomodiamo, ci mettiamo comodi, mettiti qui così i telespettatori possono vederti, affiancati leggermente a me, così, perfetto, perfetto, Posso? no, perfetto, cominciamo subito allora con Antonino, 39 anni abbiamo detto, di Campobello di Mazzara. Allora sei in collegamento praticamente con la regia per fare la dedica a tua madre. Guarda i telespettatori che in questo momento ti stanno ascoltando per sentire la dedica. Appena te lo dico io, vai. Mamma, non te lo dimenticare, anche se non lo riesci a capire, io ti voglio sempre bene e non ti dimenticherò mai. Ciao. Perfetto, bellissima dedica. Va bene, cominciamo allora subito con le imitazioni. Che cosa possiamo imitare? I personaggi, non so, oppure gli animali? C'è qualche cosa così, uno è Bubu e Yogi. Sì. Poi l'altro c'è uno che è di Campobello, non so se poi mi rimprovererà, che è Padre Pisciotta, che lo so imitare un pochettino. E poi altri animali e qualche altra cosa. Vabbè, allora facciamo una cosa, io ora ti porgo il microfono, tu parli e quello praticamente che ti viene di dire dici. Eventualmente magari se c'è da interromperti per capire che genere di imitazione è, lo dico io stesso. Va bene così? Va bene. E allora cominciamo subito? Pronto? Sì. Te lo pongo io, vai. Questa è quella Guardando, attenzione, i telespettatori. questa è quella di Yogi e Bubu. Yogi, andiamo a prendere un gestire merenda? Ma certo Bubu, ehi ehi ehi. Questa è una, che so. Bravo, L'altra bravo, è sì. Gallina, cavallo, qualche altra cosa così. Gli animali vuoi che te li dica io, quali devi fare oppure scegli tu? No, a piacere lo stesso. Ah, allora te lo dico io. Allora facci l'imitazione di un lupo. Questo è il lupo. Ora facci un'imitazione di una lupa. Perfetto. Ora ci fai l'imitazione di un lupo e di una lupa in amoreggiamento. Si stavano parlando naturalmente. Perfetto. Allora cambiamo genere. Facci un'imitazione di una gallina. Bravo. Ora di un gallo. Bello. Complimenti. Sei bravo, Un po' mi vergogno pure. No, non ti preoccupare. Allora ascolta, ci devi fare l'imitazione di un gallo ed una gallina che si incontrano praticamente passeggiando e si amoreggiano. Posso capire, posso intuire più che altro quello che si siano detti, ma comunque ci siamo, sei bravissimo. Vabbè, ora mi devi fare attenzione, mi devi fare l'imitazione di una gallina arrapata. Questa era quella rapota. Arrapata. Ora mi devi fare l'imitazione dei pulcini che vanno cercando la gallina che in quel momento non c'è perché giustamente è in cerca del gallo. Si può capire naturalmente che vanno in cerca della mamma, ma la mamma è in fase di arrapamento per cui giustamente hanno che cercare. Va bene, cambiamo genere. Passiamo ai gatti, attenzione, ai gatti. Cortesemente in studio un po' di silenzio. Allora, mi devi fare l'imitazione di un gatto marsalese.
Perfetto, ci siamo. Allora, ora ascolta, mi devi fare l'imitazione di un gatto campobellese. Bravo. Ora di un gatto mazzarese. Perfetto. Ora attenzione, di un gatto mazzarese che va in cerca di una gatta campobellese. Una bella discussione in corso, Una bella discussione avevano. Va bene. Cambiamo, come al solito, genere. Passiamo, attenzione, alla mucca. Ci fai una bella mucca? Questa è... Perfetto. Ora ci fai un toro? Non mi viene in mente adesso il toro. Il toro no. In questo momento non c'è, sta facendo una passeggiata. Una passeggiata. Vabbè, allora facci, attenzione, è quasi l'ultima, una bella imitazione di una mucca arrapata. Oddio, come arrapata sembrava una mucca che si sentisse male, però Con dolore di pancia. se tu dici che è una mucca arrapata, ci credo. Perfetto. Non è che ti viene in mente magari il toro che sta passando da quelle parti? No, però una barzelletta su una pecora e un toro. Perfetto, allora passiamo diciamo, la rubrica praticamente dalle imitazioni passiamo direttamente alle barzellette. Va bene? Ok, allora sei in collegamento con i telespettatori, parla. Allora, c'è una pecora che cammina in un prato, bella libera da sola. Ad un tratto c'è un toro, la vede e comincia a correre. La prende, ci va all'incontro, la prende, poveretta, e la pecora comincia a fare beh, 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 beh. E la pecora è stata soddisfatta. Finita? È finito così. Incredibile. Dove le prendi queste barzellette? No, questa l'ho sentita da uno in televisione pure, che ok. da molti anni, Letterio. Non so se si può dire. Vabbè, amici telespettatori, abbiamo conosciuto Oh yeah.